Assessore Sernagiotto, il Comune di Treviso ha voluto dare il patrocinio per questo diario scolastico 2023-2024 che verrà distribuito a 10.000 alunni del territorio, della zona. Come mai credete in questa iniziativa? Beh, è un bellissimo progetto e ringrazio la Voce di Rovigo e Editoriale Programma perché da 5 anni portano avanti questa bellissima iniziativa. Noi da 3 anni la sosteniamo con il patrocinio, ogni anno sempre più scuole di Treviso aderiscono ed è un bellissimo strumento che racconta ai bambini il nostro Veneto, che racconta ai bambini delle buone pratiche sul risparmio dell'acqua, sulla raccolta differenziata, quindi anche un valore educativo, ed è anche dato gratuitamente alle famiglie in un anno insomma di difficoltà economiche, di caro scuola che è stato al centro del dibattito di questi giorni. Credo sia anche questo un segnale importante di vicinanza alle famiglie. Grazie. Buongiorno, dottor Vidale della Fondazione Banca degli Occhi. Voi siete qui per la presentazione del diario scolastico 2023-2024 della Voce di Rovigo. Come mai avete deciso di aderire? Qual è il messaggio che volete lanciare anche alle nuove generazioni con questo prodotto? Allora, innanzitutto grazie alla Voce di Rovigo per l'opportunità che ci ha dato. Noi vogliamo sottolineare soprattutto il bene prezioso della vista, quanto importante questa funzione che abbiamo, e dall'altro canto vogliamo sottolineare soprattutto anche l'importanza del donare, quanto è importante la cultura del dono, sensibilizzare i cittadini e in particolare le nuove generazioni, i ragazzi che vanno a scuola, educarli alla cultura del dono e della solidarietà. Con questa agenda, appunto, con questo diario scolastico, parliamo del bene prezioso della vista, parliamo della solidarietà, della donazione di tessuti oculari, in modo scherzoso, in modo semplice, chiaro, in modo tale che anche le prossime generazioni, i ragazzi di oggi, gli uomini del futuro, donne e uomini del nostro futuro, possano crescere con la cultura del dono e della solidarietà. Grazie. Dottoressa Vici, voi siete qui a presentare con noi il diario scolastico 2023-2024 della Voce di Rovigo che verrà donato a 10.000 studenti di Treviso e della provincia. Le chiedo il dono è importante, per voi è fondamentale, che messaggio volete lanciare con questo diario? Per noi innanzitutto ringrazio per questa opportunità che ci è stata data, perché parlare di donazione ha un valore enorme e soprattutto molto spesso quando si tratta di donazione dei tessuti, la donazione dei tessuti rimane sempre un pochino più in ombra e molto spesso le persone non sanno neanche che cosa siano i tessuti. Ecco perché questa opportunità di parlare ai giovani, di vedere l'importanza, anche testimoniare quello che un sì alla donazione può dare, è fondamentale. Sono tantissime le persone che ogni anno ricevono un tessuto grazie a quel sì, detto in espresso, diciamo, o in vita o tramite familiari. 6.000 persone significano 6.000 pazienti che riprendono le loro attività, magari interrotte a causa di un trauma, e molto spesso è anche un salvavita, quindi veramente una vita riparte grazie a quel sì. Iniziare a sensibilizzare i giovani è una cosa veramente molto bella, per questo l'iniziativa è stata molto apprezzata da tutta la Fondazione e quindi in un gioco ecco che il bambino riesce anche a focalizzare questo messaggio. Grazie. Dottor Martina, voi avete aderito alla divulgazione del diario scolastico 2023-2024 della Voce di Rovigo. Perché avete deciso di aderire con il Consorzio del Montello e cos'è il Consorzio del Montello? Il Consorzio Bosco Montello è un consorzio di 5 comuni che ricopre tutta l'area montelliana. Abbiamo i comuni di Volpago del Montello, di Montebelluna, di Crocetta, di Giavera del Montello e di Nervesa della Battaglia. Il consorzio ha aderito già 3 anni fa a questa iniziativa che ci è subito piaciuta per 2 motivi. Uno, perché nello scopo del consorzio è quello proprio di promuovere il nostro territorio e far conoscere il Montello anche a delle zone che siano un po' più in là della fascia di competenza montelliana. Quindi arriviamo anche a Treviso. Abbiamo visto che c'è un grosso riscontro anche gli anni scorsi, le famiglie sono felici di ricevere questo diario e anche quest'anno la casa editrice ci ha dedicato alcune pagine. Quest'anno si parla di flora, di fauna e c'è una piccola chicca di una chiesa
chiesetta che c'è sul Montello. Quindi ogni anno cerchiamo di inserire all'interno di questo diario alcune pagine che parlino di noi, quindi dell'ambiente, della natura, degli animali, e per far sì che anche i bambini si interessino al Montello e che magari poi nel weekend decidano con le famiglie di passare una giornata nel Montello, che è ricco di storia ma anche di enogastronomia. Ricordiamo che i comuni del Montello sono tra i comuni a più alta densità della presenza di agriturismi, di B&B e di cantine, quindi crediamo molto nel turismo e crediamo che questo sia un canale per portare il messaggio di curiosità nel Montello, che spesso non è conosciuto in tutte le sue peculiarità. Quindi è uno strumento, e soprattutto comunque crediamo nella valenza anche sociale, diamo un aiuto alle famiglie perché così le famiglie non devono acquistare il diario ai propri figli, ed è una cosa simpatica, una grafica accattivante, quindi ringraziamo anche quest'anno, l'ho appena sfogliato, la casa editrice perché ha fatto un ottimo lavoro anche quest'anno. Grazie a tutti.